Avvocato Asa, qual è la sua tesi difensiva in ordine a questo rapimento Cassan? Dunque, alcuni dei sequestratori sono stati condannati alla pena massima, 30 anni di reclusione. Sì. Il Mesina è stato incaricato dalla madre, proprio espressamente richiesto dalla madre attraverso il parroco di Orgosolo, il vescovo di Nuoro, perché intervenisse, perché facesse valere il suo ascendente verso i sequestratori, i presunti allora sequestratori, che si riteneva fossero appunto di Orgosolo. Quindi orgolesi i sequestratori, Graziano Mesina, il mito di Orgosolo, tutto sarebbe diventato... Quindi lui ha avuto una parte attiva nella liberazione del bambino? In assoluto una parte attiva, sicuramente parte attiva, consistita fra l'altro per esempio nel convincimento dei sequestratori di non procedere alla seconda mutilazione dell'orecchio del piccolo Farruko. Perché? Perché a seguito della prima mutilazione, giunse una seconda lettera che fissava nel termine di 15 giorni il taglio del secondo orecchio qualora non fosse giunto nel frattempo il pagamento del riscatto. Scusi avvocato, il pagamento c'è stato o no? Il pagamento c'è stato. Il pagamento sicuramente c'è stato, lo si può ricavare, guardi dottor Baudo, se non altro dal massimo della pena che è stata inflitta ai sequestratori. E di quanto è stato questo pagamento? Il pagamento? Sì. No, il pagamento non si sa quanto sia stato. Quanti miliardi? Si sanno le richieste che giungevano anche attraverso Mesina, perché Mesina in contatto con i sequestratori riceveva appunto le loro richieste che poi comunicava sistematicamente alla famiglia Cassan. E chi ha pagato si questo parlava sequestro? si parlava di miliardi e lei pensi che la famiglia Cassan, Fateh Cassan, padre del piccolo, il bambino? Al tempo non disponeva neppure di 100 milioni. Questo risulta in giudizio, risultato in causa per dichiarazione addirittura del dirigente della Criminal Pol Sarda. Ecco, il che vuol dire che la famiglia non ha pagato. Mesina qualcosa ha dato, ma ha dato nei limiti di... Come ha dato? Ha pagato Mesina? Avrebbe anche lui dato un qualche cosa, secondo le sue dichiarazioni rese a dibattimento, non provate, ma rese a dibattimento. Lui è arrivato a sacrificarsi anche in questo senso, sborsando una certa somma, non elevatissima naturalmente, di denaro, dichiarazioni sue non provate, però lui ha dichiarato tanto a dibattimento. Se non che cosa è avvenuto? Che nonostante ciò, cioè nonostante nessuno abbia pagato ufficialmente, una notte il dirigente della Criminal Pol Sarda riceve una telefonata con la quale gli si comunica: vai in quel posto, in quel punto, troverai il bambino. Ora voi capite che è assurdo. È assurdo se non altro perché fra i sequestratori c'era Matteo Boe. Matteo Boe è colui che è evaso dall'isola della Zinara con una barchetta ed è l'unico che sia riuscito ad evadere dall'isola della Zinara. Quindi un bandito ovviamente deciso, pacificamente Insomma, deciso. questi soldi sono stati versati da avanti. qualcuno. I soldi sono stati versati sicuramente da qualcuno, però ecco, ufficialmente non c'è stato pagamento. Pino Caruso. No, ma intanto, cioè, Mesina ha avuto una parte attiva ma anche positiva. Sì. Il bambino è stato rilasciato perché è stato pagato un riscatto o per l'intermediazione di Mesina? Perché è fondamentale qual è delle due. Diciamo che forse non è arrivata tanto Mesina. Mesina non è arrivata tanto perché il pagamento è avvenuto da un altro canale. Vabbè, quindi comunque Mesina ha avuto la sua. Ma siccome lui fa riferimento durante l'intervista, dice io ho commesso degli errori e li ho pagati, altri hanno commesso altrettanti errori e non li hanno pagati. A cosa allude? Al ritrovamento delle armi? L'hanno incastrato? Anche, ma sicuramente per esempio al caso del sequestro Farruko. Perché lui, avendo dei confidenti in Orgosolo, addirittura essendo in contatto con alcuni di questi sequestratori, perché orgolesi erano, aveva delle notizie che riguardavano appunto l'esistenza di un secondo canale che è quello che poi alla fine è arrivato a far giungere il riscatto. Paolo, velocemente perché il tempo stringe. Volevo chiedere questo in due secondi, cioè lui si è offerto di cercare di sbrogliare questa matassa. Certamente. Come dice lei, ha dato anche dei soldi. Lui ha dichiarato tanto. Ecco, ma
Perché? Forse sperava che con questa sua azione ci fosse un riscatto, avesse dei benefici? Sì, no, dei benefici suoi no, che faceva capire in questo modo che quantomeno l'iniziativa aveva avuto un inizio, ecco, nel senso che si operava veramente per il raggiungimento del riscatto che era stato richiesto dai sequestratori. Quindi era una dimostrazione di un'attività che tendeva proprio a questo. Avvocato, lui Mesina sta scontando l'ergastolo, sì, no? Perché? Sì. Qual è la sua posizione processuale? Per il cumulo delle pene. Per il cumulo delle pene. Lui ha subito una condanna a 26 anni di reclusione e una condanna a 24 anni di reclusione. Ora, per la disposizione normativa, l'articolo 73 del Codice Penale prevede che se più condanne non sono inferiori a 24 anni si sconta l'ergastolo. Ho capito, per questa ragione quindi. Per questa ragione potrebbe chiedere la grazia? Ma io dico di sì, proprio per questa ragione. Voglio dire, quando gli è stata inflitta la prima pena di 26 anni di reclusione, era ancora incensurato, pressoché incensurato, per cui il giudice, la Corte d'Assise, nulla sapeva per quanto riguardava i suoi precedenti penali. Ecco. Ma il secondo giudice no. Cioè la seconda condanna, quando è stato condannato a 24 anni di reclusione per tentato omicidio, il giudice di quel dibattimento aveva agli atti il certificato penale e conseguentemente sapeva che bastava dare un giorno in meno, dico un giorno in meno. Bastava un giorno? Un giorno in meno. Perché se è inferiore ai 24 anni allora non viene considerata per l'applicazione dell'ergastolo. Il che vuol dire che sarebbe bastato un giorno in meno, anziché 24 anni, 23 anni e 11 mesi, per esempio. No, volevo dire che è un uomo che ha sbagliato e che ha pagato abbondantemente. Sotto questo aspetto volevo dire anche che ci sono omicidi che si pagano con 14 anni di galera e lui... Anche a meno. Ci sono delle sperequazioni. Anche meno. Anche meno. Lui a proposito della grazia, Pino, mi ha rilasciato una dichiarazione finale che adesso vediamo. Come passa le sue giornate in carcere? Ma le mie giornate in carcere, lavori non ce ne sono in carcere, qualche volta che c'è stato un po' di lavoro sono andato a lavorare. So che ha fatto il muratore anche qui. Ho imbiancato un po' la sezione, le celle, quello e quell'altro. Di altro un po' leggendo qualche giornale, se mi capita qualche libro che mi piace me lo leggo. Si vede la televisione, si ascolta la radio, si discute, si cucina qualche cosa e via dicendo, passa la giornata. Senta, che cosa ha imparato lei in carcere? 40 anni sono tanti, eh? Ma in carcere, guarda, si imparano tante cose, ma non cose positive, guarda. Senz'altro, la lunga carcerazione non può recuperare, come si dice, il soggetto o può educarlo, perché può solo peggiorare la situazione. Ma il Mesina di oggi, del 2003, è migliore del Mesina di 30 anni fa? Beh, il Mesina di oggi ha una certa età. 30 anni fa era diverso anche tutto il sistema, sia all'esterno sia all'interno delle carceri. Oggi ho un'età, ho riflettuto tanto, io sono me stesso, ho capito molte cose, ma non perché ero in carcere. Li avrei capiti più all'esterno che non in carcere. Lei crede in qualche cosa? Ma credo in molte cose, perché non credere sarebbe veramente rinnegare se stesso. Bisogna sempre credere in qualche cosa. Lei ha mai pregato? Vede, su questo sono ateo, proprio non credo a determinate cose, sono un po' materialista nelle cose. Credo più alle cose che posso vedere e che posso anche valutare, ma non alle cose misteriose, a cose inesistenti a volte. Una volta, e spero libero per sempre, sì. Qual è la prima cosa che farebbe lei? Ma la prima cosa che farei è andare subito a trovare le persone che mi hanno seguito in tutti questi anni, i familiari, e poi cercarmi anche un lavoro magari. Per la sopravvivenza bisogna cercarsi anche un posto di lavoro. Lei non ha soldi da parte? Ma non ho niente, non ho niente. Io i soldi, quando vedevo qualcuno che ne aveva bisogno, li ho dati. Non voglio fare il Robin Hood, quello, però è la verità. Ho tentato sempre di aiutare a qualcuno che ne aveva più bisogno di me. Lei è stato 40 anni in galera, ripetiamolo, quindi ha praticamente espiato tutto quello che c'era da espiare.
Credo di sì. Per quanto riguarda le condanne che ha subito, no? Credo di sì, perché se vediamo come sono stato condannato in una sentenza del 72 alla Corte d'Assise di Cagliari, poi confermata, passata in giudicato, alla pena dell'ergastolo per tentato omicidio e per sequestro. Perché c'era il cumulo dei 224 hanno praticamente cumulato le due sentenze 224 anni. Superando i 224 anni sai che il codice tuttora porta l'ergastolo. Lei potrebbe avere la grazia adesso, però c'è questo, guarda, io potrei avere la grazia, chiedere la grazia, almeno credo. Poi non sono io a decidere, perché sei lui a decidere. certo. Me l'avrei data io stesso. Quindi lei non ha inoltrato la domanda di grazia fino adesso? Non l'ho ancora inoltrato, forse la inoltrerò. Però insomma, se lei ha già scontato 40 anni potrebbe sperare insomma nel tornare alla libertà piena. Questo sta a chi è competente in questa materia a decidere. E tornerebbe al paese suo o andrebbe altrove? Ma guardi, io andrei anche altrove se per quello, non ci sono problemi. O tornare al mio paese o andare altrove, dove trovo Lei ha nostalgia un lavoro del suo paese? Ma chiunque avrà nostalgia del proprio paese, dove è cresciuto, dove lo conoscono, penso di sì. E vorrebbe avere una famiglia, finalmente? Se sono ancora in tempo a creare una famiglia. Non lo so, penso che se me ne danno la possibilità, credo di riuscire a crearmi una famiglia ancora, di essere in grado. Io glielo auguro. Grazie.